tutti ragazzi, oggi ho fatto un aggiornamento più o meno per vedere tutti i vulcani che sono attivi, che stanno eruttando in questo momento e in esattezza ragazzi ne sono ben 21, quindi non è che sono tranquilli, quindi cose che noi non sappiamo come sempre, quindi però in realtà sono 21 i vulcani che in questo momento mentre io e voi stiamo parlando stanno eruttando. Ci sta quello in Messico, il famoso Popocatépetl, come si dice. Poi ci sta il Santiaguito vulcano, sempre in Guatemala. Poi ci sta il vulcano di Fuego, sempre in Guatemala. Vulcano Pacaya, Guatemala. Vulcano Masaya, Nicaragua. Vulcano Nevados de Chile. Vulcano Shanghai, Ecuador. Poi ci sta il Sabagai, Perù. Quindi come potete vedere ci sono moltissimi vulcani che stanno tuttora in eruzione. Poi ci sta il vulcano Eketr, Ecuador. Ciao ragazzi, sì, sì. Ciao Marcella, ciao Antonio. Poi ci sta lo Stromboli, Italia. Poi ci sta il vulcano Ertal, Etiopia. Il vulcano Nira, Congo, vulcano Duganga, Indonesia, vulcano Ibu, Indonesia, vulcano Semeru, Indonesia, vulcano Merapi, Indonesia, vulcano Erebus, Antartide, vulcano Manam, Papua Nuova Guinea, vulcano Yasur, Vanuatu Isola. Quindi come potete vedere ragazzi sono tanti i vulcani diciamo attivi, quindi sono per esattezza sono 21, quindi sono tantissimi che stanno attualmente diciamo eruttando, quindi si parla di eruzioni proprio attive, non diciamo no, diciamo che stanno fermi o sono attivi, no, qua si parla proprio di eruzioni già in corso che eruttano e basta. Poi per finire ci sta il Santiaguito vulcano Guatemala, vulcano de Fuego Guatemala, vulcano Pacaya Guatemala, vulcano Masaya Nicaragua, vulcano Nevados, quindi ragazzi proprio un casino di vulcani. Quindi diciamo che sono tantissimi ragazzi i vulcani, esattamente 21. Quindi in tutto il mondo purtroppo queste notizie come sempre non lo mai dicono, quindi sono sempre notizie che nessuno di noi sa. Ho fatto diciamo, un quadro generale. Ciao Giovanna. E sono 21 quelli là che stanno eruttando, diciamo colonne di cenere, capite? Non è che quelli come diciamo l'Etna che sono attivi, che esce il magma, queste cose qui. Qui si parla di 21 vulcani che stanno eruttando proprio, cioè colonne di cenere eruttano, cioè non è che attivi, perché di attivi ce ne stanno proprio un sacco poi a parte. Questi sono i 21 che stanno eruttando e basta, quindi difatti la TV non ne parla mai nessuno, come sempre poi al finale non è che... Sì, ma tu immagina questi 21 vulcani che sono la maggior parte Indonesia, Nicaragua, che sta arrivando tutta questa cenere che arriva nei cieli, quindi lascio immaginare che, che prima o poi il clima cambierà purtroppo. Posso pure pensare che questo caldo, ragazzi, sia colpa dei vulcani, dici come mai così? Perché si fa questo strato, diciamo, di cenere in cielo e quindi è come se fosse una cappa di calore nella Terra, come difatti abbiamo questo calore. Allora la Terra è come se fosse chiusa in una bolla, diciamo così, va? E quindi rimane tutto il calore imprigionato dentro, quindi le temperature schizzano alle stelle. Ma poi alla fine, come avevo già detto in certi video, che anche io ero un po' scettico,
il fatto dell'era glaciale potrebbe anche essere vero, perché dopo tutto questo calore potrebbe innescarsi questa famosa era glaciale, cioè Eufrasia, perché al finale non passerebbe più, diciamo, il sole sulla Terra e i raggi solari. Bravo Cristiano, quindi hai visto com'è bella. No, io è di stamattina questa notizia, guarda, non è del vecchissimo, è proprio di oggi. I vulcani attivi in questo momento, Giovanna, sono 21 in tutto il mondo, diciamo, compreso lo strombo che è italiano, diciamo. Quindi un casino, cioè vulcani che stanno proprio eruttando, no? Che sono attivi. Cioè vulcani che stanno buttando cenere e diciamo, e lava, magma, come la vogliamo chiamare, in aria. Quindi perciò forse fa tutto questo caldo perché 21 vulcani stanno buttando nel cielo, nell'atmosfera, tutta questa cenere. Quindi si può avere caldo come lo abbiamo ora. Poi col tempo credo che si potrà avere anche una piccola era glaciale perché non passando più la luce solare buona, allora si può innescare tipo un'era glaciale perché si raffredda la terra, quindi prima si riscalderà come sta avvenendo, poi succederà l'incontrario. Perciò a volte ho letto prossimamente nel 2020 un'era glaciale in arrivo, forse lo sanno ma non lo dicono, quindi non possiamo dire con esattezza che sia vero oppure no. No, ma qua non è a parte l'età e cosa, ma fa troppo caldo, ragazzi. Stamattina già a quest'ora già stiamo a 30 gradi, immagina fra poco quando arriva qua e sono le 9 appena. Quindi un casino, ragazzi. Quindi come sempre i giornali oppure la TV non si parla mai di sì, sì, vulcano Krakatoa, sì. Comunque ragazzi sono tanti vulcani che sono attivi in questo momento mentre noi parliamo, quindi lascio immaginare. Giovanni non te la prendere più di tanto, perdi solo tempo, quindi fai come fanno gli altri, ormai si sono imparati gli altri, non pensano più a nulla. Ma non lo so, ma non l'ho mai detto mai. Neanche se guarda, è una cosa strana, mo pure l'Etna ultimamente aveva incominciato un pochino. Io qua a Salerno perlomeno non ho sentito nulla che hanno detto in TV dell'Etna, L'ho fatto io sul video oppure ma in TV oppure su qualche giornale locale qua. Dell'Etna non si parla proprio. Ossaccio, grazie, sì, ma io direi io, no? Invece sto grande fratello e tutti sti stronzate che ci dicono, no? Ma qualcosa di buono lo potrebbero anche fare in TV. Quindi non capisco questa cosa perché anche è una cosa attuale, non è una cosa che la gente non guarda. Capisci che dico? No, l'Etna non sta eruttando, in effetti l'Etna sta solo la, diciamo, eruzione, capisci? È diverso. Eruttare significa tipo una colonna di cenere nel cielo ed è che caccia materiale, diciamo, lavico. Invece l'Etna, come avevo già detto, esce questo magma piano piano e scende giù. Quindi è attivo in effetti ed esce questa colata di lava dal lato destro, quindi non sta eruttando, diciamo che è attivo, capisci? Invece questi vulcani che ho detto io stanno proprio sparando roba in cielo, fumo, c'è colonne di chilometri e chilometri che vanno nell'atmosfera, questa è la differenza.
Perciò ho detto che sono 21 King Gamer, sì, sì, di cui famosi, molti sono famosi. Ti faccio un esempio perché me li sono scritti, ci sta il Tepi, come lo chiamo io, che mi sbaglio sempre, ci sta il Vulcano de Fuego, il Vulcano Pagaia, Masaya, Novada Decido, un casino proprio, quindi ce ne sono un sacco proprio. Eclair, Stromboli in Italia, quindi ce ne sanno proprio un sacco, Ibus, Emerum, Erapi, Erapus, Manam, quindi un sacco proprio. In effetti quelli là più attivi, diciamo, sta in Guatemala ed Indonesia, le parti più, diciamo, più i vulcani attivi che sono in eruzione, quindi sono le due, diciamo, regioni dove ci sono più. Poi ci sta il Sakatureyama in Giappone e il vulcano Shivechu Russia, quindi no, speriamo di no, King, perché il Vesuvio è pericoloso. Come anche questi qua che ho nominato, ce ne sono alcuni pericolosi, come i Merapi, questi qua pure sono pericolosi, non pensiamo che sono così così. Il vulcano de Fuego. In effetti questi qua che ti ho nominato, ci sta il Merapi che è pericoloso e il vulcano de Fuego che è pericolosissimo lo stesso, quindi ce ne sono due o tre. Lei lo Stromboli no, Dibu no, e Semmerapi è quello che fa più paura. E ci sta il Popocatépetl e questi tre qua sono i più pericolosi, il Bacai e il Vulcano de Fuego, questi tre qui. Sì, sì, il Popocatépetl come si dice è pericoloso, sì. Insieme al Merapi e al Vulcano de Fuego, quindi questi tre diciamo sono quelli là un pochino più particolari rispetto agli altri. Poi ci sta quello di Yellowstone, poi ci sta il super vulcano dei Campi Flegrei, poi ci sta il Vesuvio. Meno male che questi sono attivi però non stanno facendo nulla, stanno a riposo. L'Etna te l'ho detto, King, è pericoloso, però non è quei vulcani, capisci? Che buttano quella potenza forte che possono distruggere la Sicilia, diciamo. Quindi è un vulcano che dà il tempo a tutti di andare via, quindi male che va potete andare tutti via, ma non succederà mai, credo. Quindi è un vulcano che caccia questo magma. L'unico pericolo, come ho sempre detto, è che siccome ci sta una frattura sotterranea che non si vede sott'acqua, potrebbe una metà del vulcano collassare e andare in acqua e quindi provocare uno tsunami enorme. Questo è l'unico pericolo che col tempo potrà avverarsi, non è che capita da oggi a domani, però erutta oggi, erutta domani, questa frattura si apre sempre di più, finché un giorno, prima o poi, purtroppo è come un masso, se tu lo rompi domani un pochino, arriva il giorno che metà Sassolino cade. E così sarà con l'Etna, diciamo, col tempo, può essere fra 100 anni, può essere fra 50 anni, e quindi sì, sì, King, sì, sono calato, diciamo, in effetti, perché a molti forse non piace che ho messo i titoli in napoletano, oppure che sto facendo solo dirette, però non fa nulla al finale, sai perché? Perché io con YouTube devo seguire delle regole, non posso, diciamo, fare altrimenti, quindi devo seguire una regola che devo essere diverso dagli altri perché se no diciamo ognuno di noi deve avere una cosa sua particolare, quindi ognuno sta cercando di fare qualcosa di diverso, quindi io mettendo i titoli in napoletano, salernitano,
e mettendo nella descrizione sempre il napoletano, però poi nel video parlo normale, non faccio il napoletano nel video, cioè può scappare qualche parola, però al finale sto cercando di fare questa cosa nuova che nessuno fa, di mettere i titoli in napoletano, salernitano, nel mio dialetto, diciamo. E quindi ho voluto provare a fare. A molti non piace, non lo so, perché forse non piace il Sud Italia, però non fa nulla. In effetti ho perso in 2 o 3 mesi 500 persone, però al finale se ne sono iscritti altri, quindi al finale non ho perso nulla, quindi se ne sono tolti 500, ne ho presi 300, al finale, quindi non fa nulla, quindi sì, sì ragazzi, la TV non ne mai parla perché purtroppo come sempre a loro non importa divulgare queste notizie, a loro basta sempre quelle sciocchezze che fanno in TV, quelle cose, le serie TV, queste cose così, fanno queste cose, buonanotte, le telenovela come le chiamo io. Poi tutti questi quiz la sera, mai una volta che parlano di una cosa seria, mai. Qualcuno mi dice a volte come si fa, ma io ci stanno notizie che in TV non ho mai visto, mai. Cioè le puoi trovare più su internet, ma sulla TV no. Allora voglio mettere Mediaset che è una rete privata e vabbè, ma la rete italiana c'è Rai 1, Rai 2 che dovrebbe dare informazioni, zero. Fanno la gara a chi fa più ascolti lì. Tra Rai 1 e Italia 1 fanno la gara a chi fa più ascolti, fanno la gara a chi ospita più persone VIP, a chi porta un cantante, a chi porta questo, ma per favore, quindi possiamo parlare all'infinito, non diranno mai nulla, pensano solo a incassare soldi come sempre, quindi perché credo che non ci sia nulla di male a dire guardate nel mondo ci sono tanti vulcani attivi oppure il vulcano Etna sta eruttando, invece nulla, quindi che possiamo dire? Comunque ragazzi vi auguro una buona giornata, abbiamo iniziato come sempre la giornata nel peggiore dei modi come dico io con una bella notizia. Però è una brutta notizia, però perlomeno qualcuno è informato, questa è informazione al finale. Lo so che è brutta, però perlomeno uno sa cosa sta succedendo nel mondo, in Italia, nel mondo, ovunque diciamo. Quindi ragazzi, buona giornata a tutti e ci sentiamo al prossimo video. Ciao, ciao, grazie Maria, ciao Lady, ciao Maciacco, ciao Giovanna. Dopo lo vado a vedere Giovanna, va bene? Ciao Maciacco, ciao Antonio, ciao, grazie. Grazie a tutti ragazzi e buona giornata. Ciao Francesco, ciao.